Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti cari amici e siamo ancora qui oggi, che giorno è scusa? Giovedì, che ore sono? Non lo Giovedì sappiamo. 18, 18, ore indecisi, incognite. incognite. C'è un Prima bel delle 9 sole, siamo dovrebbe in essere. altezza al suolo di circa 40 centimetri e qui c'è sempre il De Galda e il vostro manetto veneziano che non vi ascica perché c'è su la protesina. Bene, Ecco. bene, iniziamo con parlare ai nostri amici dei santi, perché ieri una nostra amicizia ci ha chiesto dei santi, chi sono questi santi e insomma, di dire cosa ne pensiamo. Però prima di tutto bisogna partire dagli albori, da quando è stata fondata questa religione di Stato che ha cominciato a propinarli, a venderli, a metterli sul mercato. E tu sai qualcosa del 400 d.C.? Parla tu che Allora, la racconto io, va tanto per svegliarmi un po'. 400 anni dopo l'anno zero praticamente hanno fatto questa riunione, 325 anni, Nicea, ma poi alla fine, diciamo la tutta, dopo 400 anni si sono decisi, ciao Tiziana, Ciao Tiziano. ciao Tiziana, si sono decisi di, come si suol dire, l'impero romano stava decadendo e si sono messi a tavolino e hanno detto qui bisogna inventarne una nuova, no? E allora l'egregora che in quel momento lì stava comandando ha detto va, mettiamo insieme tutte queste religioni, da Mitrea a quello che gli viene in mente, che passava di lì e via, boom, facciamo questo cattolicesimo. E visto che i romani stavano andando alla forza, cioè erano ancora quelli che tenevano in mano il bastone, è nato questo cattolicesimo romano. No. E da lì via. Poi è arrivato il Dante che lui poverino non sapeva mica tante cose. Lui era un cabalista, era dei... non mi ricordo più che gruppo I misterico era. Rosa Croce. No, no, era No? i I fedeli, fedeli d'amore. Sì, faceva parte sì. del team dei fedeli d'amore e quello lì per mandare nel futuro, come si dice, un messaggio ha scritto quella che viene definita La Divina quella Commedia. che vengono definita la Divina Commedia. E da lì è nato anche l'inferno, che è il basso astrale, no? E quindi nel 1100 tira e molla la Chiesa Cattolica ha preso anche l'inferno, perché prima non esisteva mica tanto l'inferno. No? Poi è chiaro che il mercato c'era la vendita delle indulgenze, poi c'era la caccia alle streghe, la caccia a quelli che non erano come loro, che ne hanno fatti di tutti i colori. Insomma, qualche scheletro nell'armadio più che santo. Poi cosa è successo? Che in mezzo a questo gazzabuglio c'erano qualche cabalista, qualche persona un pochettino illuminata, qualche saggio che veniva giù e ne combinava di belle e di brutte, nel senso positivo per l'umanità, ma per loro no. No. Noi ultimamente abbiamo conosciuto Padre Pio, che Sì. effettivamente era un personaggio notevole, non aveva niente di religione di Stato, ma si Ciao era, Maurizio Antonio. diciamo Maurizio Antonio, ma si era dovuto camuffare dentro per poter vivere, no? Per poter in un certo senso emanare le sue conoscenze e le sue potenzialità. Infatti, se non fosse stato per Padre Pio, la seconda guerra mondiale molto probabilmente in Italia avrebbe avuto degli altri risvolti. No? E subito la Chiesa di Stato se n'è appropriato e via, ha picchiato dentro un santo per vendere le indulgenze, i santini, le reliquie e tutto quello che riusciva a vendere. Continuano a esserci mercanti del Tempio. Esatto, quindi capite che certo i santi, cioè tra virgolette i santi non sono poi santi, sono guru, cioè neanche guru, sono avatar, cioè sono persone, anime che si sono incarnate, molto probabilmente anime vecchie, antiche, che si sono rincarnate e hanno questo messaggio da portare. Poi chiaramente per poterlo vendere si sono inseriti nei vari gruppi, neanche misterici, ma Religiosi. religiosi, ecco, che anche i gruppi religiosi, insomma, hanno qualcosa di... Anche nei gruppi religiosi ci sono anche delle persone che vogliono fare del bene, eh. Non è che bisogna buttare via l'acqua e il bambino. Dentro questi gruppi religiosi ci sono personaggi che effettivamente vogliono fare del bene per l'umanità. No? E questi santi quindi diciamo che sono non un surrogato, ma sono persone che in un certo senso si sono distinte a livello esoterico e la Chiesa dominante, la religione dominante in quel periodo li ha acchiappati quando sono morti e ne ha fatto Ne ha un fatti... business, un Sì, affare, sì. no? Allora, di sicuro il loro ruolo per quanto riguarda noi è di esempio. Mm. Ciao Maria, Ciao buongiorno. Maria.
e di esempio perché con la loro fede, in alcuni casi la loro conversione mm, e la loro dedizione alle materie spirituali hanno raggiunto gradi di perfezionamento elevati, mm, mm, ehm, conquistando anche in molti casi i doni dello spirito, doni speciali che appunto si mm, raggiungono mm, mano a mano che si cammina e si risale la scala del perfezionamento. mm, Nella Kabbalah si sa che si devono compiere 125 gradini, dunque sono 125 mm, mm. clifot o strati che devono essere rimossi fino al totale ricongiungimento con la sorgente. Dunque, Ciao ciao Carmelina. Carmelina. Dunque, quello che vi vogliamo dire è prendeteli come esempi, sono esempi di vita, di persone che hanno messo al centro la vita spirituale, in qualche caso persone che come noi magari hanno fatto anche grossissimi errori o grandi delitti, però cerchiamo di capire che nella funzione dell'equilibrio universale che vige e sopravvive su questo piano, a volte delle cose brutte in realtà permettono. Beh, probabilmente ci sono persone che sono dei grandissimi santi, Esatto. come il re Davide, il cui cuore piaceva a Dio, Ed era che un era macelato. un grande sanguinario, ma Però in quel lui periodo doveva lì, fare così per mm, riportare evidentemente un equilibrio secondo i piani divini. La stessa esatto, cosa può ancora succedere oggi. esatto, sì, esatto. Purtroppo su questo piano dimensionale la guerra o diciamo la lotta tra la luce e Mm, l'ombra è molto forte, siamo su un piano di bipolarità, mm, poi maggiormente eleviamo la nostra coscienza ai regni spirituali più elevati e sempre più mm. questo binomio, questa dicotomia va a sparire. Che Dunque paroloni, dicotomia. Cosa vuol dire è dicotomia? la divisione fra Mi ha una quasi polarità svegliato, e mi ha quasi l'altra. svegliato con questo colpo basso di dicotomia. Dopo ne parliamo. Va bene. Allora, aspetta un attimino che sennò questi i nostri Sì, detto ascoltatori... in soldoni, Mm, loro sono sicuramente delle persone che hanno fatto un percorso importante e che possono farci da esempio, ma esatto. non devono, il loro reale scopo e compito non è frapporsi fra noi e Dio, cioè il fatto di usarli come Buongiorno Antonia. intermediari, buongiorno Antonia, usarli come intermediari non ci avvicina a Dio, probabilmente ci allontana e un vero santo non vorrebbe questo. No, un guru non vorrebbe questo. No, il guru non Noi vuole... sì, noi sì, No. una telefonata a 20 euro un'ora. Sì, ma è sempre per indirizzarli, non per... Esatto, eh, però... è normale che, come diceva Ivanov della Fratellanza Mm, Bianca, che è mm, stato un grande guru, un grande maestro, esatto. diceva vi incollo a me inizialmente per poi incollarvi allo spirito. Dunque Esatto. lui spiegava molto bene questo passaggio perché spiega Mm, molto bene come le persone abbiano bisogno di puntelli fino a che il loro sviluppo animico non è tale da percepire una connessione diretta con lo spirito. In fondo il ruolo delle religioni inizialmente era questo di legare l'uomo a Dio. al Un creatore. peccato che poi abbiano Poi ci sono interrotto le messo, comunicazioni. si sono messi in mezzo Prima questi. l'unigenito figlio di Dio, che era l'unico, Aspetta, e però devi parlare poi anche della mamma, della Madonna, perché poi hanno poi- inventato anche la Madonna. Fino al sì, 1100 Madonna non esisteva non mica. esisteva, anzi la donna era poco più che una Ah sì, bestia. no, Anzi cioè, le bestie almeno esatto, fruttavano. esatto, infatti fino al 1100 per la Chiesa di Stato praticamente le donne erano come animali. Cioè voi dovete pensare che la donna ha avuto quello che ha a livello materiale negli ultimi 50 anni, in molti stati fino a 50 anni fa neanche si poteva votare. Capite che la donna in quel periodo lì, fino a 50-60 anni fa, ha vissuto un bruttissimo periodo. La Madonna quindi l'hanno tirata fuori più o meno nel 1100-1200 per far business, no? La mamma del Gesù bambino. E quelle che si vedono in giro con le varie apparizioni non sono altro che dei geni, purtroppo è così, sono dei geni, no? Che Spiriti naturali spiriti molto forti oppure anche delle egregore che si che si manifestano. manifestano e ne fanno tutti i colori. Infatti ci sono alcuni punti che fa anche dei, tra virgolette, miracoli e guarigioni, ma purtroppo sta portando in basso astrale milioni di persone. E dire che io da piccolino sono andato 4 volte
a Lourdes per chiedere il miracolo per me, ma non ha funzionato. Io ero lì poi ci sono andato fino a 14 funziona, ci sono stato anch'io per chiedere, ma qui funziona? No, niente da fare. Che bisogna stare sempre con l'occhio vispo e le orecchie come il topo Gigio. Adesso con i social c'è un po' di conoscenza che gira con i vari YouTube che dicono un po' come stanno le cose, ma fino a qualche anno fa, 15 anni fa, era un tabù a parlare di queste cose, a spiegare queste cose. Oggigiorno abbiamo degli scrittori, tipo anche, no? Oppure Carpe Oro, che insomma danno, oppure Tusi, Tuis. io chiamo sempre Tusi, Tu- abbondo sempre con lei, che appunto hanno scritto Tristano. dei libri molto interessanti, e anche il De Gasperi, un libro anche su quella linea lì, nel futuro prossimo, anche cui spiegheranno certe dinamiche e problemi, angeli colorati, meteoriti, UFO, E i fratelli di fratellanze luce. bianche di tutti i colori, arcobaleno. Buongiorno Rosanna. Com'è quella parola magica che dicono Lascia adesso? stare. Insomma, queste cose qui che girano su tanto la situazione non è che delle migliori, no? Quindi i santi bisogna sempre un po' variare, anche perché Guardateli come esempi, come esempio ma alcuni, perché altri depravati, sono solo dei tentativi di commercializzare esatto, sì, perché o di salvare anime di magari esatto, nipoti o figli di uomini potenti. Insomma, esatto, cioè, c'è del buono come sempre esatto, in mezzo anche ad altra roba. Dunque il esatto, giusto discernimento è importante e comunque il focus deve sempre restare la connessione con il proprio divino e cercare esatto. quello, non togliete mai gli occhi da quello. Dunque anche esistono un sacco di pratiche pseudomagiche con l'intercessione di santi e si prega quello per quest'altra cosa, Esatto. si prega questo per ottenere quel... Boh, se pregate San Marietto, qualcosa Marietto Arriva. arriva perché è dentro una catena magica, dentro un egregore, poi Santi, un po' così, così. Però San Marietto, sempre un'ora 20 euro, ma no? Praticamente sì, Ecco, sempre, sempre un'ora 20 sempre così. euro. Sto scherzando, però i Praticamente quello... santi e poi il problema è che vi attaccate a un egregore magari mica tanto buona, mm, capisci? sono Cioè, egregore alla esatto, fine alla e fine lavorano e funzionano di potenza e di concerto perché? mm, Perché più persone magari alimentano questa esatto, fede verso questo santo e dunque da un piano energetico, vibrazionale, esatto, questa figura assume vita, si può esatto, dire. esatto, Una esatto, vita esatto. autonoma, ma magari anche indipendente dalla figura del santo originario. E questa è E la dunque, suppostina, e questa qui è la suppostina, perché poi guardate bene quando ci sono i rosari, no? Faccio un esempio, i rosari venivano fatti a un determinato orario in tutto il mondo, quindi capite che questa egregora veniva alimentata da queste signore, queste donne, no? Che prima, fino a qualche secolo prima, venivano maciullate da questo ordine ecclesiastico, questa sì. religione, e quando hanno capito il potere delle gregore, giù a farle, A farle pregare alle le donne in mungevano, cioè le mucche particolare, sì. le portano Prima alla... eravamo figlie del Esatto. diavolo, E dopo a un certo punto, tentatrici quando della hanno castità. scoperto, sì, i gesuiti hanno scoperto che si possono creare le gregore, via, giù a mungere con E loro... le mucche. Vabbè, Esatto, e comunque. capite che hanno poi copiato i tibetani con quelle perline lì, o Sì, i sì, sì, musulmani sì. anche. Adesso abbiamo questa nuova egregora di questi musulmani, che anche dentro i musulmani c'è sempre qualcosa di buono. Purtroppo Certo, in dopo... ogni religione c'è comunque un tentativo di ricondurre a Dio. Il problema sono le E strutture. gli uomini, certi uomini quando vogliono andare in giro con il Mercedes, Rolex d'oro, roba del genere, farsi baciare i piedi e l'anello le mani, se ne inventano tutti i colori, capite? E si inventano anche i santi. Mm. Quindi bisogna Che sempre... invece di Esatto, veramente dare all'essere umano la possibilità o l'insegnamento, la fiducia di potersi rivolgere personalmente a Dio, si frappongono esatto, e dunque anche i santi entrano loro malgrado in questo meccanismo, sebbene loro stessi il loro contatto con Dio lo avevano e e come, certo, ma non è che fossero Padre speciali Pio, rispetto agli scusate, altri. guardate che il capitano degli Alpini in confronto a Padre Pio era un moscerino, eh.
Cioè Padre Pio è stato un Aveva pezzo da 90 è su in cielo, quando è sceso Padre Pio si è staccato un pezzo di cielo, è venuto giù il top della gamma, aria condizionata, cortocircuito in lega, c'aveva tutto Padre Pio, stereo, di tutto, è arrivato giù e per super fortuna accessoriato. super accessoriato e si è messo dentro questa religione di Stato, L'ordine di... non tanto perché lui credeva in quello che diceva, perché non ci credeva per niente, ma per poter difendere questo tipo di umanità, cioè l'Italia. Capite? Lui ha fatto tantissimo per fermare la seconda guerra mondiale e se noi oggi siamo qui e possiamo cianciare è grazie anche a quest'uomo, Padre Pio. Sì. Sì. Poi cosa possiamo dire ai nostri amici sui santi? Io penso che più di così, No, se non ci a denunciano, sufficienza. gli aranci me li porti tu. Comunque, a parte le Ho battute. timore che io sarei nell'ala femminile. Tu, allora, aspetta, se qualcuno vuole gli aranci, sapete, è gratis perché saremo senza soldi. Comunque, morale della favola, la situazione è così: state lontano da alcuni tipi di santi perché sono collegati a egregore vecchissime e che stanno dominando il mondo. E altri santi invece sono stati presi, erano veramente delle persone illuminate, però sono stati presi e gestiti dopo la loro morte e hanno fatto un business. Poi, cos'è che possiamo ancora dire? Una Che cosa? niente, No, che... dei cabalisti. Ecco, i cabalisti dal 1995 sanno che il Messia è sceso e ritornato in mezzo a noi e si trova in mezzo ai libri. Lo spirito del Messia si trova nei libri. Esatto, non ci dobbiamo aspettare che scenda in carne e ossa, quanto piuttosto in Esatto. forma di conoscenza. Del resto voglio dire molto velocemente questo concetto, a cui poi magari daremo maggior lustro Allora, in per un altro mezz'ora momento. sedetevi popcorn, No, no, perché no. quando dice velocemente la filippica... No, semplicemente, diciamo che il nome Gesù nasce dalla traslitterazione di Yod He Shin Bao He. Fate testamento perché ha iniziato a parlare, No, dai, veramente veloce se mi interrompi. Va bene, vai, dilla, vai, Allora, e lì ce l'aveva sul petto, aspettava che la agganciassi, vai. no, mi è venuto così. Dai, va bene, va. Dunque, Yodei Shinbao-he sono le forze, le quattro forze che generano tutto quello che è manifesto in questo mondo, a cui si associa la vibrazione della Shin, vale a dire la conoscenza. Dunque, già in origine Gesù, Yeshua, se vogliamo leggere Yod-He Shin-Bao-He come una parola unica, Yeshua, da cui è nata poi la parola Gesù, non era altro che la conoscenza di queste forze, l'equilibratura di queste forze e per il tramite delle quali appunto si può giungere ai regni spirituali superiori, intanto interiorizzando queste forze, facendole proprie e attraverso appunto questo processo raggiungere il grado di perfezionamento e l'unificazione con la sorgente, col creatore. Dunque già si sapeva che era così, infatti sappiamo che gli ebrei, o quantomeno apparentemente gli ebrei, non hanno mai creduto nella discesa di Gesù in carne e ossa. Loro pensano che al massimo, se esistita questa figura, fosse un messia, ma neanche un condottiero, un maestro, una cosa sì, del genere. Dunque, oggi loro hanno dato una data. I cabalisti hanno affermato che il 1995 era l'anno in cui cominciava la discesa del Cristo, dunque in forma di conoscenza, come originariamente è, proprio perché abbiamo detto Yod He Vau He sono le quattro forze del tetragrammaton, sono le forze della creazione, qualcuno lo chiama il demiurgo, lasciamo perdere, esatto, in realtà sono delle forze che non hanno un corpo, non hanno una forma, ma possono dare corpo e forma a qualsiasi cosa. certo. Dunque a queste forze, se noi aggiungiamo la Shin, la vibrazione della conoscenza, l'equilibrio delle polarità, eccetera, che sono significati legati alla lettera Shin, di cui vi invitiamo a fare approfondimento personale, suggeriamo anche il libro del Crivelli, sì, Nadar Adav Crivelli, sì, Introduzione alla Kabbalah, leggetelo perché spiega tantissime cose, anche questo, e come possa sovrapporsi anche alla figura umana questa forza del tetragramma. Dunque spiega moltissimo e molto bene da un punto di vista cabalistico, che non ha niente a che vedere con altri tentativi di spiegare questa forza. Esatto. Noi siamo più per la via ermetica e cabalistica, dunque sposiamo in pieno questa definizione. Allora, dunque cos'è la venuta del Cristo? La conoscenza. Infatti negli ultimi anni, non so se vi rendete conto di come sia possibile accedere a certe forme di conoscenza con pochi che soldi, un tempo erano
appannaggio di pochissimi e esatto. molto molto facoltosi. Dunque oggi tutti possiamo, se abbiamo la fortuna di imbroccare i testi giusti, le guide Esattamente, giuste, esatto. Cioè veramente fare noi, un sto percorso, parlando di noi. veramente fare un percorso che farà di noi i santi. Dunque, Esatto. morale della favola, Sì. studiate, Sì, sì, perché praticamente applicate. è successo così. I cabalisti nel 1300-1400 hanno visto che nel futuro ci sarebbe stato internet. E fino a 15 anni prima del 1995 ci sono stati dei gruppi misterici che hanno sempre attaccato i cabalisti perché volevano fermare questa evoluzione Esatto, come si dice, di di coscienza, coscienza e di... di divulgazione su internet dei testi della Cabala. E il 1995 era l'anno di svolta, come si dice, il giro di il boa. punto zero, se Esatto, il vogliamo. punto zero in cui infatti i più grandi cabalisti, di cui Michael Lightman, che è praticamente un profeta, diciamo, proprio a livello materiale, nel senso che si è lanciato corpo e anima nella divulgazione su internet a più di 10.000 ore di divulgazione di lezioni sulla Cabala gratuite che si possono tranquillamente vedere su internet. Cioè praticamente da quel momento lì il punto zero è la nascita del Messia, che chiaramente tutti si aspettano in carne ed osso, oppure tutti si aspettano con la quinta dimensione, L'arrivo degli oppure con le extraterrestri a paroline, salvarci. esatto, però non è così che funziona, cioè praticamente il Messia è già qui ed è dentro nei libri. A me mi hanno fatto vedere questi libri quando avevo 15 anni, no? Mi ha fatto vedere che li avrebbero stampati nel futuro e mi ha fatto vedere appunto che questi libri hanno una forza potentissima per i cabalisti. Vi ripeto, i cabalisti non sono tutti, ce ne sono 600.000 anime. Chiaramente i cabalisti per poter prendere queste 600.000 anime, qualche non bugia bianca, ma qualcosina dicono che è per tutti, ma non è per tutti. Ci sono queste 600.000 anime che comporranno l'anima prima, giusto? Giusto. E quindi chi sta ascoltando il Marietto e anche la Hilde, ma Ma soprattutto proprio... il Marietto perché è un La ego Hilde per grande. sbaglio. Lei passava di qua Perché per passavo sbaglio, di qua. gli ho detto, Hilde, vieni qua che abbiamo due ciance. Ecco, chi ascolta la Hilde e il Marietto praticamente sono già sulla buona strada. Poi questi libri costano pochissimo. Vi ricordo che, scusa, Sì, l'ultima, vi ricordo che una volta che aveva questi libri o queste conoscenze gli venivano tagliate le teste e le braccia. ecco. Quindi noi viviamo in questo periodo magico, no? In cui abbiamo la possibilità con pochi spiccioli di comprarci questa conoscenza e questo biglietto per iniziare a scrivere. Poi bisogna dire anche un'altra cosa. Ad esempio, i pendagli che il vostro marietto vende, che chiaramente alcuni lo stanno già aspettando, ma l'attesa Vale. vale perché sono cose Verrà preziose. ripagata. Questi disegni messi su, come si suol dire, su metallo, no? Fino a qualche anno fa chi li teneva veniva praticamente decapitato. Cioè sono già dei Delle segnali, aperture esatto, straordinarie mai conosciute prima. esatto, sono già dei segnali che I tempi stanno stanno cambiando. cambiando. Io mi ricordo, scusa l'ultimo, No, voglio dire solo velocemente una cosa perché poi si sposta troppo in là e non ha più l'innesco sensato. mm, Quando lui ha detto della conoscenza mm, e del fatto che comunque è vero che fondamentalmente è rivolta alle anime prime, sì, alle anime prime, cioè le anime, i frammenti, le scintille che formano l'anima prima, certo, però queste persone che oggi probabilmente hanno una vita anche mondana, umile sì, o comunque immersa nella materia, faranno il lavoro di certo, correzione, cioè, tutti ma devono, tutti possono fare il lavoro di correzione, cioè il fatto di non essere un'anima prima non significa che a queste persone non è dato no, né il diritto né il tutti compito di possono fare, farla, tutti dobbiamo contribuire alla correzione di questo mondo, perché ne beneficiano tutti, non solo l'anima prima. L'anima prima che cos'ha? Una maggiore responsabilità perché è un po' come se fosse genitrice di tutte le anime successive. esatto, sì, Dunque, a maggior ragione che sono i genitori, si fanno un... esatto, Eh. esatto, Però tutti, perché i tutti. genitori educano i figli dopo, dunque Sì, questo però mondo deve essere fatto di sì, lei concetti. sta dolcendo la pillola, è vero quello che dici, No, è vero, no, devono anche no, loro, no, devono anche darsi tutti da tutti, e certo perché fare. sennò questo mondo va in cioccolata, però Certo. voglio dire, io adesso sto parlando per i cabalisti, no? Perché io ho fatto queste cose per i cabalisti, mica per quelli che zonzolano e vanno
da un gruppo misterico un altro, aspettando la quinta dimensione, gli angeli colorati, queste qui ormai, cari amici, come si quella parola là che dicono, Lascia, capite che cerco di non fargliela dire. lì c'è poco, sì, perché perdiamo visualizzazioni, no, ma lì c'è poco da raccogliere, lì non è che una perché alla mattina si alza non sa cosa fare, spara sul social, cioè noi stiamo parlando di cose serie, di cose che ci evitano perché anche i cabalisti vanno nel basso astrale, cioè non è che dovete pensare perché uno cabalista sta al fondo schiena, tutti devono fare questo percorso. Tutti fanno il lavoro, tutti devono correggersi. Però i cabalisti a maggior ragione, visto che me sono venuti a parlare a questo gruppo misterico, parlo di loro, no? Perché quando avevo 15 anni mi ha fatto vedere queste cose. E tra l'altro stanno arrivando dei tempi de fuego. Già. E la gente deve svegliarsi perché fra un po' qui, a posto che la pioggia, vengono giù nocciolini da 1 tonnellata di tritolo. Quindi, non dico in Sicilia, dico più che altro in un'altra parte del mondo. Quindi la gente deve incominciare a capire che abbiamo una finestrella aperta in cui ci dà la possibilità adesso di raccogliere tutto materiale Comunque, esoterico. Scusa. in origine il discorso è nato per via dei santi. Sì, Torniamo al punto A, no, perché quando altrimenti arriveranno giù queste cioccolatine. dice che ero io mezz'ora. No, ma più che altro di avvisare i nostri amici cabalisti che Certo. bisogna in certo senso. Datevi da fare, ma non aspettate la salvezza da fuori di voi, la salvezza è Esatto. dentro di voi, dunque cominciate a studiare, praticare, questa è la via della salvezza, la Esatto, correzione. Esatto, sì. Nessuno da fuori, Esatto. magari vi può indicare il sentiero, vi può guidare, vi può tenere per mano, ma alla fine il fuoco dentro di voi lo attraversate voi, dunque Esatto, Ok? sì, sì, sì. Bene. Sì, questo era il messaggio del San Marietto e San Ilde. beh, Siamo stati promossi sul campo noi. Bene, cari amici, detto questo, senti, com'è che si fa a chiudere queste cose moderne? sempre termina. Ma anche ieri era Sì, lì. anche ieri E era l'altro lì. ieri era lì. Sempre lì. Allora, cari amici, noi vi salutiamo e se avete qualche domanda da fare, noi siamo sempre su Face. Mi raccomando, leggete i libri, scaricate i PDF Sì, sì, nel sì. canale, nel gruppo. Il capitano.altervista.org Esatto, che è il sempre una nostro- fonte gratuita, il nostro Esatto, sito sempre gratis, aperto tutti gratis, i giorni. Esatto, poi il nostro gruppo con anche la Miras, abbiamo la Miras. Assolutamente, su Telegram, i Magici Arcieri Bertoldini, dunque Esatto. anche lì ci riuniamo ogni lunedì sera e rispondiamo alle vostre domande. Mi raccomando, se avete domande, usate questi canali. Esatto, E niente lasciate PVT, perdere se il non privato perché esatto, non perché ne riusciamo a abbiamo- starvi dietro. Esatto, noi rispondiamo ai nostri clienti perché abbiamo tantissime domande già dei clienti, figuriamoci quelli che vanno a scrocco a mendicare, giusto? Lasciate stare, se non volete investire per il vostro futuro lasciate stare, andate nei gruppi dove le sparano grosse, noi non le spariamo grosse. Poi abbiamo anche domani qualcosa di speciale, la live con... Sì, domani sera con alle Marietto 21:30. Veneziano, chiamo anche lei, va, nel suo Ma canale. sì, dai, nel mio canale mi Lì ci sono. permette di esserci. Bene, buona Ok, giornata a bene, tutti. allora domani, vi ricordiamo che sabato purtroppo non c'è la live alle 14. Sabato non ci sarà. Lei si metterà a piangere e io dovrò andare via un viaggio, così, via. Allora, Perché cari mi vuoi amici, rattristare prima del tempo? no, Già è avvisiamo dura. i miei amici, cioè i nostri amici che così Sì. sabato libertà vigilata. Ecco. Le lasciamo andare in libertà Bene per vigilata. sabato. Ok amici, bene, allora Buona giornata grazie a tutti. Tiziana del ciao. Ciao Tiziana, ciao a tutti, Poi chiudi, Tonia, no, ma chiudi perché sennò qui tiriamo Filippica. Elisa, va bene. Buona Ok, giornata ciao a amici, tutte. grazie di essere Ciao, stati qui con ciao, noi. ciao. Ciao.